Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Ieri si è giocata la prima partita della finale del campionato mondiale di scacchi. Ebbene sì, verso i primi di maggio scopriremo chi sarà il nuovo campione del mondo di scacchi. Chi sono i due sfidanti che si contendono il titolo? Sono Nepomniachtchi e Ding Liren. Ovviamente sono i secondi e i terzi di classifica internazionale di Elo, il primo è Magnus Carlsen che ovviamente non lo vedete qui tra i protagonisti, perché se ci si è perso la vicenda Carlsen si è un pochettino ritirato non dalle scene, infatti lo vediamo e lo vedremo ancora nei vari tornei, ma ha deciso di non voler più lottare per mantenere il titolo di campione del mondo perché questo tipo di formula di queste partite così tante e con lo stesso avversario, con questa cadenza, ha detto che non gli davano più grandi ispirazioni. In più lo stesso sfidante che avrebbe dovuto sfidare, ossia Nepomniachtchi, non gli dava grandi soddisfazioni. Abbiamo già visto come nel 2022 è riuscito veramente a farlo fuori in veramente poco tempo. Come funziona questo match? Allora i giocatori si sfideranno al meglio delle non so quante partite sono, ma il primo che arriva a 7,5 punti si aggiudica il titolo, quindi saranno battaglie veramente all'ultimo sangue. Ci sono in palio 2 milioni di dollari dove il vincitore si prenderà il 65% di questi 2 milioni e il perdente si prenderà il 45%. Tornano i calcoli? Sì, spero di sì. Il 45%, quindi bene o male entrambi torneranno a casa arricchiti. Per fortuna c'è un bel montepremi, stiamo parlando della finale mondiale di scacchi. E seguiteci qui su Matto Scacco perché seguiremo da vicino l'evento, ci alterneremo io e il grande maestro Andrea Stella e il maestro Fide Niccolò Napoli nei commenti di queste partite. Voglio già avvisarvi che non troveremo, questo è quello che penso io, posso sbagliarmi, non troveremo partite con super mega sacrifici, con uno stile estremamente aggressivo. Sono giocatori solidi e sono i top 3, secondo e terzo di tabellone mondiale. Questi sono delle macchine, questi vedono fino alla 20ª mossa dopo, quindi è praticamente impossibile sorprenderli. Se qualcuno noterà che ci saranno tante patte, tanti pareggi, è perché il gioco degli scacchi a gioco corretto finisce in parità e questi giocano in modo che rasenta la perfezione, quindi non c'è da stupirsi se ci saranno tanti pareggi. Partiamo con questa prima partita, Nepomniachtchi al bianco e andiamo a vedere come si è sviluppata. E 4 e 5 abbiamo visto ormai che a grandi livelli essenzialmente giocano o C5 la siciliana o E5. Altre difese come difesa francese, difesa Caro-Can sono molto ma molto più secondarie e si faticano a vedere. Non che siano sbagliate, ma ad altissimi livelli vediamo quasi sempre E5 e C5. Cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5. Andiamo sul sicuro, partita spagnola, A6, l'alfiere si ritira, cavallo F6, arrocco corto, alfiere 7, qui siamo tutta in piena teoria e ora Nepo sorprende Ding Liren con una mossa veramente strana. Che mossa ora ti aspetteresti dal bianco? Probabilmente ti aspetteresti un torre 1, qui c'è il pedone minacciato, quindi bisogna fare qualcosa per difenderlo. Nepo invece decide di sorprendere con alfiere per C6. Qui accanto puoi vedere come la barra del bianco è scesa dopo questa mossa. Voglio farti notare una cosa. Lo conosci, no? A scacchi c'è un principio che dice cerca in apertura di non muovere sempre lo stesso pezzo. Guarda quante manovre che aveva questo alfiere. L'alfiere va in B5, poi viene scacciato e va in A4 e poi qualche mossa dopo va a catturare il cavallo in C6. L'idea è, se hai comunque l'idea di catturare questo cavallo in C6, non ritirarti in A4 perché è una perdita di tempo. Ovviamente l'idea era quello di uscire un pochettino dalle solite mosse e cercare sicuramente di confondere il nero. Questa variante di cambio non è sbagliata, non è la principale, non è sbagliata, era una variante che piaceva tanto anche a Bobby Fischer, quello di cambiare l'alfiere sul cavallo in C6. Torre 1, mossa ora giusta, e adesso il bianco minaccia questo pedone. Il nero deve capire un pochettino cosa fare, se arroccare e lasciarselo prendere, poi recuperarlo in vari modi, magari con
donna di 4 o altre cose, oppure andare subito con la donna in D6 a difendere, oppure ancora alfiere D6. Qui Ding Liren sceglie di giocare per cavallo D7, una mossa sicuramente molto molto sicura. Arriva D4, rottura al centro, e dopo questa cattura la regina di Nepomniachtchi è veramente molto forte e controlla gran parte della scacchiera dal centro. Arriva la Rocco corto e ora a questo punto dobbiamo continuare lo sviluppo. Che mosse ti immagini per il bianco? Ti immaginerai un cavallo C3 oppure anche una fuoriuscita di questo alfiere, dove qui al momento non può andare, quindi questo alfiere viene messo in F4, dove inizia a fare pressione sul punto debole del nero, che sarà molto probabilmente il pedone C7. Qui abbiamo dei pedoni doppiati e il pedone, quello più dietro, farà molta fatica a muoversi e la regina dovrà sempre rimanere qui a dare un'occhiata. Ecco che quindi questo alfiere può risultare molto fastidioso. Arriva cavallo C5, cavallo C5 scopre l'azione della donna e quindi Ding Liren chiede subito un cambio di donne. Il cambio di donne quasi sempre a questi livelli corrisponde anche a una partita patta. La donna si deve spostare, va in E3, il computer suggerisce C3, ma anche E3 va benissimo. E adesso arriva alfiere G4. Mosse che danno fastidio perché questi attacchini iniziano a creare un po' di pressione. Nepo sposta il cavallo, l'idea prima o poi è quella di spingere in F3. Dico prima o poi, magari non nell'immediato, perché il nero ha ancora l'alfiere camposcuro, potrà arrivare in futuro un alfiere C5 che attacca la donna e attacca il re a seguito di F3, quindi prima bisognerà eliminare questo alfiere e poi si potrà fare F3 per creare una solida struttura di pedoni di colore opposto al nostro alfiere, ovviamente scacciando il suo. Donna di 7 e a questo punto si cerca di terminare lo sviluppo. Torre in A va in D8 e adesso arriva la prima minaccia concreta. Siamo a mossa 13 e ora qui bisogna iniziare a prendere un provvedimento. Sarebbe bellissimo poter giocare torre A di 1, ma questo dannatissimo alfiere lo impedisce. Che mossa giocheresti ora col bianco? Metti in pausa il video e prova a trovare la mossa che permette al bianco di non perdere dopo questa mossa. Ok, ci sono varie soluzioni. Una è quella di dire: ok, tu mi attacchi il cavallo, io gioco H3 per attaccarti l'alfiere. E questa è la mossa suggerita dal motore, una mossa piuttosto strana, anche perché poi ti andresti, diciamo, ad impedonare. Nepo trova una mossa più lineare che è cavallo F5. È vero che questo cavallo è attaccato 2 volte, ma questo cavallo si può prendere una sola volta. La partita prosegue con cavallo E6. Voglio farti vedere che cosa sarebbe potuto accadere su alfiere per, seguiva pedone per e ovviamente c'era l'attacco sull'alfiere evidenziato in rosso. Quindi la donna nera non avrebbe potuto catturare qui perché dopo cattura qui e catturo anche qui. Quindi il bianco alla fine dei cambi sarebbe comunque stato meglio. In partita dicevamo che Ding Liren ha giocato cavallo in E6. Ora si minacciano i rispettivi alfieri, cavallo per alfiere scacco, donna cattura e ora è il turno di Nepo che riesce a salvare l'alfiere. Siamo in una posizione ormai piuttosto tranquilla, il motore dà un più 0,4 al bianco, quindi praticamente siamo in parità. Esaminiamo un attimo la struttura. Abbiamo un 3 contro 4. Generalmente avere una maggioranza sull'ala di donna è considerato un vantaggio, e un 4 contro 3 da questo lato. Quindi se c'è un lato della scacchiera dove dovrebbe giocare il bianco è il lato ovviamente dove ha la maggioranza, viceversa se c'è un lato della scacchiera dove dovrebbe giocare il nero è il lato dove c'ha la maggioranza, ossia l'ala di donna. Quindi ci aspetteremo che Ding Liren agirà su questo lato della scacchiera e Nepo agirà invece sull'ala di re. Vediamo se è vero. Alfiere H5, F3, finalmente arriva F3, non ci sono più paure di un alfiere che può rompere le scatole, quindi questa mossa è molto solida. F6, adesso arrivano una serie di mosse, così chiamiamole di precauzione, di profilassi, anche un po' d'attesa, perché qui attenzione a spingere, a fare cose strane. Ok, possiamo sicuramente mettere al centro un paio di torri e vedere se il nostro avversario ha voglia di scambiarle, ma
Aspettiamo un po', entrambi i giocatori giocano solidi, re H2, sono mosse che non fanno mai male. Finalmente viene proposto un cambio di torri che non viene accettato. Ding mette tutti i pedoni in sesta traversa per controllare al meglio tutte queste case e impedire entrate strane al cavallo. L'idea ovviamente quando ci sono i pedoni doppiati, e questo è un principio da ricordare, è quello di spingere sempre il pedone doppiato, quindi sicuramente Ding vorrà spingere questo pedone in C5 e probabilmente una volta che questo pedone andrà in C5 il pedone in A6 andrà in A5, andando così a creare una struttura forte di pedoni tutti posizionati sul nero, ossia il colore opposto rispetto al proprio alfiere e del colore dell'alfiere del nostro avversario. A3, A5, cavallo per E2, questo cavallo ha finito totalmente i suoi compiti in questo lato della scacchiera e vuole riposizionarsi. Arriva un cambio di torri e su torre di 8 arriva l'interessantissima torre di 3. Torre di 3 ha due intenzioni. Una, se ora Ding dovesse catturare, noi possiamo catturare addirittura anche di pedone per unire i pedoni e cercare di fare qualcosa di carino, ma torre di 3 permette anche un donna di 2 creando un raddoppio e quindi impossessandosi dell'unica colonna aperta. C5, ecco che arriva la struttura di pedoni e adesso donna di 2 con l'idea di attaccare questa torre. Arriva la spinta in C6. Questa spinta, guarda come fa salire la barra, è una spinta che indebolisce un pochettino il pedone B6 e forse crea qualche possibilità al bianco. Cambio, donna in F4, l'idea è ora che la donna può andare in B8 e iniziare ad attaccare questo pedone, che ora è debole, prima non lo era. Arriva B5, donna B8 comunque, il re si sposta da possibili inchiodature, alfiere D6. Qui il motore trova più precisa alfiere C7, attaccandosi al cavallo che A5. Qui il cavallo si sarebbe dovuto togliere e il bianco sarebbe andato in vantaggio di un pedone. È anche vero che dopo donna D7 il nero avrebbe potuto avere qualche controgioco fastidioso, quindi bisogna sempre valutare. Arriva invece alfiere D6 che comunque corrisponde ad un attacco doppio, donna D7 e qui c'è sempre il possibile controgioco da parte del nero. Cavallo G3, prima di catturare qui voglio assicurarmi di togliere controgioco al nero. Questa mossa però permette cavallo E6 che tiene questo pedone. F4 è una mossa da punto di domanda, in realtà è una mossa estremamente umana. Il computer dà punto di domanda perché preferisce C3, una mossa più solida. F4 non gli piace troppo, ma F4 viene giocata e dopo F4 la barra scende a 0.00. Da questo punto in poi della partita la barra non si sposterà mai di un centimetro dallo 0,0. Arrivano una serie di mosse di pedoni, anzi no scusa, ho detto una cavolata, è dopo che la barra non si muove più e qui ci sono una serie di tentativi, ma dopo il cambio praticamente forzato alla fine delle donne, se non si vuole andare subito a ripetizione, la partita è veramente solo 0-0. Abbiamo parità di materiale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Forse possiamo dire, anzi senza forse, che i pezzi del bianco sono un pochettino più attivi, quelli del nero sono un po' più passivi, ma c'è poco da fare. Il cavallo si centralizza attaccando un pochettino le debolezze, il nero attacca l'alfiere che deve ritirarsi o essere protetto. Attenzione che ci sono possibilità anche di creare un pedone passato, ma la casa di promozione è ben tenuta. Si prova a centralizzare un pochettino i re e attenzione che adesso il nero perde un pedone, ma come ha dato un pedone gratis, in realtà il pedone sarà facilmente ripreso perché una volta che arriva cavallo in D3 questo pedone qui è praticamente andato. Arriva la minaccia sul cavallo, il cavallo attacca sia B2 che anche B4, ma il vero target è il pedone in B2. Ovviamente la spinta sarebbe molto dolorosa, causerebbe un indebolimento incredibile della situazione, permetterebbe una spinta come C5, attacco doppio su questi pezzi.
Ok, quindi viene giocata una spinta come E6 da parte del bianco che regala momentaneamente un pedone per riprenderselo subito dopo. Adesso arriva un attacco sul cavallo e ora si ritorna in parità di materiale. Quindi c'è stato qualche piccolo colpo tattico, ma alla fine si è ritornati ancora in parità di materiale. Segue qualche piccola manovra, nulla di che perché non c'è nulla in questa posizione e alla fine i giocatori si accordano per la patta. Voglio dirti che in questo torneo è stato bandita la possibilità di chiedere patta prima delle 40 mosse, quindi i due giocatori devono un po' giocare prima di accordarsi per la patta e qui hanno giocato, hanno visto che non c'era nulla da fare, la posizione era pari, il numero di pedoni era pari, i pezzi in gioco erano gli stessi, alfiere, cavallo e cavallo, quindi partita pari. Come ti dicevo, penso che ci saranno molte patte, quindi dovremo stare a vedere, non mi aspetto grandi partite con grandi sacrifici, però mi aspetto partite solide di due giocatori che riescono a calcolare varianti veramente molto lungo. Partita tranquilla, una buona partita per cominciare, insomma magari si tengono diciamo le forze per gli ultimi colpi finali. Bene, ci vediamo domani con il secondo turno.